Il primo derby virgiliano del 2011 non tradisce le attese e il Mantova se lo aggiudica dopo un'incredibile altalena di emozioni a spese di un Castiglione bravo ma poi dire che il primo tempo non lasciava presagire nulla di buono, con un Mantova timoroso ed imballato e un Castiglione pericoloso solo in un'occasione, con il tiro di pace parato da Mirko Bellodi. La ripresa comincia con l'ingresso di Bonomi al posto di Cavalieri e da qui iniziano le emozioni. Fabio triangola con Franchi e Tanino scodellinare un pallone preciso per la testa di Gambino. Tanone ringrazia con una perfetta inzuccata, 1-0 e giustificata esultanza sotto la curva T. Ma come all'andata il Castiglione reagisce e trova subito il pari. Calcio d'angolo, colpo di testa poderoso di Girometta, Bellodi respinge ma il numero 9 rossoblù non sbaglia il tap-in realizzando l'1-1. Ma le emozioni si susseguono in rapidissima sequenza. Al 17° Zaninelli di testa obbliga Iali ad una super parata e sul successivo calcio d'angolo il tiro di Franchi viene fermato da Morandi con il braccio. Il signor formato di Benevento non ha dubbi e segna il rigore che Bersi realizza spiazzando nettamente Iali. Passano 5 minuti solamente, una trattenuta su Girometti in area biancorossa viene punita anch'essa con il rigore. Ma Pace si trova di fronte un Bellodi in versione saracinesca ed il tiro del fantasista rossoblù finisce tra le braccia di Super Mirko. Una parata che vale come un gol, ma nulla in confronto a quello che Mirko saprà estrarre dal cilindro nel finale. All'87° punizione per il Castiglione ed espulsione per doppia ammonizione di Caruso. Sulla successiva battuta Capitan Ferretti colpisce bene di testa e Mirko compie il miracolo. Finisce con la vittoria, preziosa più che mai in vista della trasferta di Villafranca, dove il Mantova dovrà fare a meno degli squalificati Caruso e Zaninelli. E ora le interviste del dopogara. I 45 minuti del primo tempo sono stati di una partita dove la posta in palio era tanta. Noi eravamo animati, volevamo far molto bene e invece trovare ancora per l'ennesima volta una squadra che si difende sotto le righe in 11 giocatori sicuramente a noi non ci viene comodo, ma questo lo dobbiamo mettere in preventivo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo cercato più ampiezza e un po' più di profondità e le cose sono andate molto meglio. È andata bene, io ho deciso prima l'angolo, l'ho calciato di lì, è andata bene, insomma il portiere è andato dalla parte opposta, poi magari non l'avrebbe presa anche andando nell'angolo giusto perché comunque l'aveva calciata abbastanza forte, va bene, insomma è andata bene così, speriamo di ripeterci. Sono contento di aver fatto gol. Il mio obiettivo è quello di farne sempre di più, però l'importante, ripeto, lo dirò sempre, l'importante è vincere le partite, se sono quei gol di Gambino meglio.